Siamo sotto i 1000 casi attualmente positivi. Siamo a 939 casi. Per la prima volta nel 2021 il numero dei positivi al Covid scende sotto i 1000 nella provincia di Padova. Continua la progressiva diminuzione dei malati nel nostro territorio. A dicembre, nel picco della seconda ondata, a livello regionale i positivi erano 71.551, mentre ad oggi in tutto il Veneto sono 6.507. Nel Padovano in 15 giorni sono calati di 650 unità. Su 17.681 tamponi processati dal 26 maggio ad oggi, i nuovi positivi sono stati 151 e di questi solo 17 sono over 65, segno che la campagna di vaccinazione della popolazione anziana sta dando buoni risultati. Calano i positivi e progressivamente si svuotano i reparti. Dal 20 di maggio non abbiamo avuto più alcun accesso in terapia intensiva. Quindi le persone che ci sono persone che da tempo sono ricoverate appunto in terapia intensiva. Attualmente i ricoverati in azienda ospedaliera sono 18, la gran parte in area medica, nel reparto di malattie infettive, 6 in area subintensiva e 2 in terapia intensiva. L'età media è di 64 anni. In 15 giorni le presenze complessive dei ricoveri si sono dimezzate. Gli accessi in pronto soccorso sono aumentati, ma solo in poche decine riguardano pazienti con sintomi Covid o simil Covid. Stessa cosa per la pediatria, dove su 282 accessi in 15 giorni solo 5 bambini sono risultati positivi e nessuno ha necessitato di ricovero. Sul fronte vaccinazioni il padiglione 8 della fiera, gestito dall'azienda ospedaliera, lavora a pieno ritmo con 42 linee vaccinali operative che somministrano in media 4.500 dosi al giorno.